ma per dire di no, voi che siete, e lei è stato un grande campione, ha vissuto diciamo tutte le esperienze di spogliatoio, di staff tecnico eccetera, queste cose dovrebbe vederle al volo. Solo questo le dico. Sì, Presidente, ma io non sto dando colpa a nessuno, abbiamo detto fino adesso che la squadra fisicamente c'è, purtroppo manca qualche cosa di gioco. Io non vedo una squadra che... resistenza. Come? Va bene come resistenza, ma non ha l'accelerazione, non ha lo scatto. Manca il cambio di passo, ha ragione anche Bravo. lei, ma lo vediamo. Tutto quello, tutto lì. Arrivano gli altri prima, tutti arrivano prima, questo è il punto. Io sono d'accordo con lei, ma purtroppo che devo fare? Io purtroppo... Certo, lui dice non un problema di tenuta, perché i 90 minuti li fai, ma forse nella brillantezza? Possiamo chiamarla così, la brillantezza? Esattamente, ma io sinceramente quando vedo nell'uno contro uno che non riescono mai a saltare, oppure che si fa il cross ma sempre basso, una cosa o l'altra, e io devo dirlo, se noi manchiamo nell'ultimo passaggio, se no non arriviamo mai a tirare in porta, questa non è mica colpa mia, oppure... Ma no, ma diciamo siamo critici, ma in forma costruttiva, quello volevo dirvi. Ecco, perché se siamo generici nelle proprie affermazioni non aiutiamo, non facciamo una critica costruttiva. Questa è la verità. Gli errori dell'allenatore, questi sono i primi errori dell'allenatore. Di questo sono convinto perché ho vissuto altre esperienze. Spero che cambi perché io l'allenatore non lo cambio, non lo posso neanche cambiare, per la ragione anche che non c'è nessuno in circolazione meglio di lui. Quindi faremo un'altra grande stupidaggine, no? Dobbiamo solo andare avanti così, ma imporre qualche modifica, perché così non si va da nessuna parte. Così si retrocede, sono perfettamente d'accordo. Va bene, ne parlerà con Colantuono, quindi cercherà di cambiare in qualche modo il lavoro settimanale? Ma no, lo deve cambiare, punto e basta, dai, su, è tutto lì il problema. Va bene. Va bene, mi sembra Grazie chiaro. Presidente. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Beh, insomma, giustamente